no, sono dovuto andare un po' avanti perché le due gare che avevo, il trofeo Piva e l'altra Belvedere, sono gare under 23 e le ho simulate, sono andate non bene, una cinquantesima, una settantesima, perché le gare under 23 crashano, ho letto sul forum, quindi insomma così, però chi se ne frega anche delle gare under 23, adesso abbiamo un trofeo importante, il Giro dell'Appennino, ragazzi. Collinare 191 km da Novi Ligure a Genova. Fiori, possiamo fare un buon risultato, nel senso ci spero, anche se in realtà non sono molto forte. Insomma, in collina ho 65, non sto crescendo tanto, però non stiamo crescendo tanto. Trofeo Piva, 48esimo, scusate, Belvedere, 73esimo, sono trofei under 23. Vabbè ragazzi, andiamo, speriamo di fare una buona gara. L'allenamento è andato così così, speriamo di fare qualcosa di meglio, niente, speriamo ecco, di piazzarci almeno tra i primi 45, sarebbe già una soddisfazione. Andiamo. Sarà una gara molto dura per noi, mettiamoci comunque, no? Oh come? Dai qua, non ti stancare. Però voglio stare davanti al gruppo, almeno mi gaso che sono davanti. Non troppo avanti. Ok. Però, cioè, purtroppo, cioè, mi fanno fare poche gare, cazzo. Cioè, sono fuori ritmo, Fiori. La cosa è abbastanza ufficiale, purtroppo. So che una gara, faremo le due gare oggi, però, vabbè. Dopo, purtroppo quella francese Under 23 non la possiamo fare perché l'Under 23 crashano. Questo è quanto. Questo è il paradosso mondiale. Un gioco bellissimo che però ogni tanto ha qualche bug. Comunque il primo video ha fatto successone incredibile, Fiore. Io spero di fare tanti video insieme a voi, una bella serie lunga. Qua andiamo avanti veloci, chiaramente, perché insomma c'è poco da dire. All'inizio da 2 minuti e 49 il gruppo di testa del peloton. Comunque il miglior risultato finora c'è comunque vincere la Coppa Bartali, i migliori giovani, è stata una bella soddisfazione, non me l'aspettavo proprio sinceramente. Comunque per chi mi ha scritto le cronometro le faccio sempre automatiche, io cioè, per non rischiare vado di automatico nelle cronometro individuali. Ok, un po' di cadute. Intanto il cume ti sta tenendo, cerchiamo anche... Cioè potrei attaccare, vediamo. Qua io provo all'ultima, se non attacca nessuno proverò all'ultimo poi di sfruttare la discesa, che è sempre stata una buona cosa per il cume, vediamo, ecco. Questa è la mappa, è l'unica chance che ho, discesa. Comunque meno 3 ho di giornata, veramente... Sì, non è stato, purtroppo non sono riuscito ad allenarmi al meglio, forse ho sbagliato qualcosa, ho tentato di fare dei carichi di lavoro nelle 2 settimane precedenti per poi riposarmi un po' e andare piano nell'ultima, forse ho sbagliato. Vabbè, se siamo all'inizio ci sta, dai, ci stanno gli errori comendiani. Adesso mi portano le borracce, ma grazie, ok. Mancano 63 km, si inizia la salitona più difficile. Il salitone obeso, ragazzi, il salitone obeso. 3 minuti e 42 il vantaggio del gruppo, insomma, della fuga della mattina. Qua ragazzi, con queste pendenze il cume soffre. Il cume soffre purtroppo. In discesa torniamo. Adesso piano piano. Mamma mia, che in salita purtroppo mi rendo conto che farò una fatica disumana. Ok, si inizia l'ultima salita. Prepariamoci. Ok, il vantaggio 1 minuto e 23 da Giampaolo. Vai Kuma. Profilo, ok, siamo nell'ultima salita. Io ci provo, raga, io ci provo. Dai Kuma. Il Kuma deve tirarla, Fio. Il Kuma deve provare qua. Niente, vedi, sono proprio sulle gambe, non riesco ad avere sprint, non ho sprint. Vai Kumendone. Mamma mia, veramente... No, guarda che roba, Fioi. Sono in...
Un bolso come. Niente da fare, ci ho provato, ma niente. Non c'è niente da fare. Proverò un altro attacco. Sono ancora una pippa obesa, figlio. Ci riprova il Cume. Il Cume ci riprova. Vediamo questa volta come va. Il Cume sta tentando in tutti i modi. Attacco del Cume, figlio. Attacco del Cume, ma niente, niente. No, non riesco a prendere posizione. Non c'è niente da fare. Arrivo in volata che però, cioè, purtroppo con l'arrivo in volata non posso fare niente perché sono scherzo. Niente. Si arriva in volata, Beppe. Arrivo in volata. Mancano 10 km ormai. E il Cume è finito. Il Cume ci ha provato. Ma era veramente impensabile. Ok. Siamo tutti qua. Niente. A questo punto potevo tenere, ma il senno di poi comunque era impossibile pensare di fare qualcosa. Dai, scatto a 2,5 e vediamo. Il Cume ci prova a anticipare tutti. Però ho 55-58 in accelerazione. Il Cume va, il Cume sta scattando al massimo e comunque non guadagna niente. Molto bene, il Cume è finito, il Cume è finito. Ho provato a fare qualcosa prima, ma ripeto, sono ancora troppo scarso. Se ritirano qua la volata per sto stronzo qua. Niente, vai. Povero Cume. Cume è finito, Cume distrutto. Però queste non sono le mie gare, perché mi mettono a fare ste gare? Cioè, non sono le mie, non capisco. Ho una squadra veramente di mongoli. Vaffanculo. Ok, gara finita, Giro dell'Appennino è andato molto molto male. Andiamo a vedere la classifica. Almeno nei primi 40 spero, insomma. Vince Howard. E la squadra, noi non ci siamo neanche. Ah no, 10, vabbè, su 10. 44esimi siamo arrivati. Comunque siamo noi migliori, no? E Francesco Red ha detto che questo è dopato. Non so, non era lui, non ho capito. Che c'è una squadra di dopati comunque. Vabbè, adesso il programma, prossima gara. Abbiamo fra 2 giorni Giro della Toscana. Lasciati a fanculo, siamo a meno 65 km, siamo nella salita più impegnativa, abbiamo un più 4 di giornata, dai che la forma c'è. Forse ero più pronto per la seconda, visto che ho fatto comunque l'allenamento per le 2 gare ravvicinate, meglio la seconda della prima. Adesso dobbiamo solo tenere, dobbiamo tenere senza perdere dal peloton, diciamo. Tanto il gruppo del giorno, il gruppo della fuga secondo me non ce la fa arrivare alla fine. Dobbiamo fare il nostro con calma, tranquilli. Sì. Sì, porco. Il Cume deve stare tranquillo. Prova Case. Prova a volare Case. 75 in pianura, però collina niente, infatti non fa granché. È bravo in volata, però. Non devono scappare via, Adesso non scatto, non posso permettermi di sprecare neanche mezza energia. Qualcuno se ne sta andando. Questi se ne sono un po' andati. Vediamo che pendenza, siamo in discesa. Io non rischio. Io non rischio, Beppe, io non rischio. Fa la foto, bravo. Mamma mia che stradine strette. Tanto dopo c'è una bella discesa. Se dopo c'è la salitina qua, ma non lo so. Mi sembra azzardato. Comunque meno male che non siamo nel gruppo A1, questo è importantissimo.
Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, bravo Kuma. Sì, porco, sì. Possiamo velocizzare anche un po'. Ok, mi ha fatto benissimo a non scattare, bravo Kuma. E nella mia squadra c'è Reda, c'è il porco di Reda più 5 addirittura. Ho un più 5 veramente spaventoso. Meno male che non siamo finiti in questi gruppi qua, mamma mia, vorrei che non siamo così scarsi. Bravo Kuma, mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Non manca tanto, non manca tanto. 28 km. Quello che non ho più borracce, cazzo. 23 km. 23 km. E abbiamo un più 5 scandaloso. Peccato che abbiamo parametri di merda. Ok. Un minuto, il minuto e 4 sta oscillando intorno al minuto e 5 i tre fuggitivi, diciamo. Attenzione, prova Serri. Attenzione se prova Serri. Anche Pellizzotti. Prova anche il Pelli. Ma non riescono a scattare. stage. 14 secondi, non so che fare. Proviamo. In pianura sono una pippa obesa. Non riesco a stare al ritmo. Proviamo adesso. Il Cume ci prova adesso. Il Cume ci prova adesso, incredibile. Il Cume ci prova, ma è praticamente impossibile arrivare alla fine. Però almeno voglio provarci, voglio dare ai sponsor la visione che il Cume esiste. 24 secondi, 26 secondi. Loro non tirano perché devono fare la volata, ben 32 secondi. Attenzione, il Cume comunque ha un bel passo perché ha un più 5 di giornata. 45 secondi e mancano 6 km. Io ci provo. Vai Cume. Quasi un minuto, attenzione. Attenzione, c'è la salita brutta adesso, c'è la salita brutta ma il Cume ci prova. Ho beffato tutti non so come. Dai, sfruttiamo dai, un minuto. Non ce la faccio più. 52 secondi. 3 km e 8. Ci provano, gli avversari ci provano. Ma il Cume ha fatto un bel scatto. Possiamo arrivare a podio, signori. Possiamo arrivare a podio. 40 secondi, manca un chilometro. 29 secondi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ci ho provato però. Bravo Cume, qualsiasi cosa succeda va bene. Bravo. Sì. Però forse almeno secondo ci arriva però forse. Sì, grandissimo secondo posto. Sì, cazzo. Grande Cume, ho perso il primo, grande Clark. Ma sono secondo. Yes. Bravissimo Cume. Primo podio in carriera. Primo podio in carriera. E ho sfruttato il più 5 alla grande proprio. Grandissimo podio. Prestazione superba del Cume. Prestazione superba, fiori. Ragazzi, ora chiudiamo qua il video perché voglio salutarvi con questa impresa. Cazzo, per poco non l'ho vinta. Per poco non l'ho vinta. Adesso la prossima gara andiamo in Norvegia anche. Ho sfruttato la forma. Clark mi ha fregato, per poco non portava a casa il risultato. Che sfiga. Oh. Vabbè, noi dobbiamo essere contenti, un secondo posto ad aprile del primo anno, va benissimo. Eccolo qua. Bravissimo come. Very good. Benissimo. Cazzo, stai che sto salendo. Sto salendo ale. Sto salendo ale. Sto salendo ale. Guarda in collina quanto ho preso, perfetto. Ragazzi, un saluto del Comendone veneziano, un secondo posto veramente di prestigio. Primo vero risultato, il Cume c'è, raga. Un saluto ancora dal Comendone stramega veneziano. Fioi è la chiave di tutto. Ciao!